Buonasera. Buonasera a tutti e tutte, benvenute e benvenuti. Io mi chiamo Marco Luzzu, insegno etnomusicologia all'Università di Cagliari. Ho accolto con molto piacere, come ormai da tradizione, da diversi anni, l'invito dell'amministrazione comunale e di Ottavio Nieddu a presentare i concerti che si tengono qui al Palazzo Baccareda il 2 e il 3 maggio. Eravamo qui ieri e siamo qui ancora oggi con un programma diverso. Lo faccio con grande piacere, intanto per contribuire, insomma, anch'io alle celebrazioni per Sant'Efisio, ma lo faccio anche perché considero questa un'occasione molto importante, no? Un'occasione in cui le musiche sarde di tradizione orale entrano nei palazzi bene del capoluogo di qui di Cagliari con tutti gli onori del caso, per cui è un'occasione in cui queste musiche possono essere apprezzate dai turisti, ma anche dai cagliaritani che magari hanno meno familiarità, insomma. Ieri abbiamo ascoltato il canto a chitarra, è stato un bellissimo concerto, quindi questo genere di musica vocale accompagnata da strumenti tipico della Sardegna settentrionale. Avevamo qui il cantautore Stino Bazzoni, Gianni De Nanni, Daniele Giallara, accompagnati da Nino Manca e Gianmario Sannia alla chitarra e alla fisarmonica. Quindi fondamentalmente ci siamo occupati di musica vocale, certo accompagnata da strumenti, ma il canto a chitarra è un genere che viene apprezzato soprattutto appunto concentrandosi sulla qualità delle voci. Quindi con Ottavio oggi abbiamo pensato di cambiare, di occuparci di musica strumentale. Alcuni degli strumenti musicali della tradizione sarda sono parte integranti delle celebrazioni anche religiose per Sant'Efisio. Chi di voi ha seguito le processioni avrà certamente visto le launeddas, avrà visto flauti di canna, in giro si saranno visti o conoscerete meglio gli organetti e le fisarmoniche, ma in realtà esistono nello strumentario regionale sardo decine di strumenti musicali. Lo strumentario è molto più ricco. Alcuni strumenti sono più noti ed è più facile poterli ascoltare, altri sono molto più rari ed è appunto più difficile avere occasione di ascoltarli. Questi oggetti sono molto vari tra loro, vengono costruiti con materiali che provengono sia dal regno vegetale, per esempio le canne e i legni sono molto utilizzati, sia dal regno animale, le pelli e altri tipi di membrane, e sia dal regno minerale, per esempio coi metalli, col metallo forgiato, insomma, lavorato. Alcuni di questi strumenti sono prodotti localmente da artigiani, spesso sono gli stessi strumentisti che costruiscono gli strumenti, in altri casi ci sono degli artigiani specializzati, altri strumenti sono invece strumenti di importazione che vengono prodotti altrove e che a un certo punto arrivano in Sardegna, i sardi se ne appropriano e appunto eseguono musiche locali, sviluppano tecniche esecutive particolari. Oggi ascolteremo appunto alcuni di questi strumenti suonati da alcuni tra i più rinomati esecutori che provengono da tutta l'isola qui per noi oggi per questo concerto. Provengono da diversi territori perché questi strumenti sono situati in diverse parti dell'isola, o meglio, alcuni di questi sono diffusi in tutto il territorio regionale, ma noi abbiamo degli strumenti che esistono e sono caratteristici di alcune aree specifiche più o meno ampie, o addirittura strumenti che si suonano solo in uno specifico paese. Cercherò di darvi alcune informazioni, forse ecco, per l'ascolto la più importante è che praticamente tutti questi strumenti sono finalizzati a eseguire repertori connessi all'accompagnamento della danza. Alcuni hanno un repertorio più ricco, lo sentiremo tra poco, ma tutti eseguono musica per danza. Quindi oggi sarà un concerto nel quale potremo ascoltare le sonorità, la ricchezza timbrica e melodica di diversi manufatti creati per far musica, ma sarà anche una serata in cui potremo sentire diversi ritmi di danza, appunto, delle diverse parti dell'isola. Abbiamo deciso di partire col più importante, senza dubbio, degli strumenti della tradizione sarda, che sono le launeddas, questo tripo clarinetto fatto di canna. Tecnicamente chiamiamo clarinetto quegli strumenti che sono strumenti a fiato, che producono il suono tramite ovviamente la vibrazione dell'aria che sta dentro lo strumento, ma l'aria viene messa in vibrazione attraverso soffiando in una piccola linguetta, che in italiano si chiama ancia, i suonatori di launeddas li chiamano linguazzu, quindi il suonatore di launeddas suona 3 canne e
in cima a queste 3 canne sono infissi 3 cannellini nei quali appunto viene ritagliata questa linguetta. Il suonatore mette in bocca le tre cavizzina, così si chiamano questi cannellini, e suona contemporaneamente 3 canne. E vedrete che sono di lunghezza diversa, una è più lunga e non ha fori, quindi esegue un'unica nota, che è una nota grave, un suono basso e continuo. Le altre 2 sono canne melodiche, quindi hanno dei fori che vengono diteggiati con le 2 dita e producono contemporaneamente 2 melodie. Uno strumento quindi è polifonico, noi possiamo sentire in contemporanea 3 suoni, questo basso continuo e le altre 2 melodie sviluppate con la mano sinistra e con la destra. I suonatori di launeddas sono professionisti almeno dalla fine del 600, quindi non è uno strumento per hobbisti, per il pastore che nel tempo libero suonava qualcosa, ma la società sarda ha fatto sì che alcune persone più di talento potessero occuparsi professionalmente di suonare le launeddas, ed è così da diversi secoli. Questo perché le launeddas sono uno strumento importante nella vita sociale dei sardi e ovviamente avendo dei professionisti la qualità della musica cresce, per cui la musica per launeddas è una delle più raffinate e complesse e interessanti della tradizione sarda. L'esecutore che abbiamo oggi è Andrea Pisu, che invito a iniziare a salire qua, che viene da Villa Puzzu, nel Sarrabus, che è un'area di eccellenza per questo strumento. Noi abbiamo dato a ogni musicista uno slot di tempo da gestire, chiedendogli di decidere cosa suonare. In realtà con Andrea lo abbiamo concordato perché le launeddas le abbiamo sentite tantissimo in questi giorni nelle processioni. E in effetti le launeddas hanno un repertorio legato alla sfera del sacro, ai repertori religiosi, che sono quelli appunto usati per accompagnare i simulacri dei santi in processione, ma le launeddas hanno anche un repertorio profano che è meraviglioso, che è quello appunto di accompagnamento al ballo. Andrea quindi con un particolare strumento che si chiama mediana pippia suonerà innanzitutto l'accompagnamento processionale e poi passerà all'accompagnamento al ballo. Mi sembra che sia pronto. Andrea Pisu, buon ascolto.
Non vi ho parlato della tecnica di esecuzione del fiato continuo, avrete notato che Andrea ha suonato per diversi minuti senza interrompere mai il suono. Questa cosa che in altri strumenti come le zampogne e le cornamuse si fa utilizzando una sacca che fa la riserva d'aria, in realtà i suonatori di Leonidas lo fanno con una particolare tecnica esecutiva per cui gonfiano le guance e utilizzano le guance come riserva d'aria, e questo gli consente di suonare ininterrottamente per 10, 20, 30 minuti o quanto vuole, insomma. E questa è un'altra peculiarità delle Leonidas.
Ieri abbiamo ascoltato il canto a chitarra, che abbiamo detto essere tipico della Sardegna settentrionale, della Gallura e delle regioni più settentrionali nelle quali si parla la varietà logudorese della lingua sarda, quindi l'anglona e il logudoro, appunto. Con l'ensemble, lo stesso organico che si utilizza nel cantachitarra, cioè la voce accompagnata dalla fisarmonica e dalla cosiddetta chitarra sarda, cioè uno strumento che assomiglia a una chitarra classica, ma che in realtà è uno strumento più grande, tecnicamente una chitarra baritono con corde in metallo, insomma uno strumento specifico utilizzato e diffuso in Sardegna. Ecco, con la voce accompagnata da chitarra e fisarmonica non si esegue solo il repertorio dei canti del canto a chitarra logudorese, ma si eseguono anche i canti a ballo. Per cui oggi sentiremo proprio questo, sentiremo Sa Logudoresa, quindi il ballo tipico dell'area del Logudoro, della Sardegna settentrionale, eseguito da Giovannino Marreu alla voce, da Tore Mazzau alla chitarra e da Totore Chessa alla fisarmonica. Buon ascolto. Ballate, ballate boy,
Bello, diciamo sì, certo. Che Giovannino il Bello, ringrazio di un applauso, che ha 90 anni. Ecco qui. E grazie anche a Tore Mazzau. Chiedo invece a Totore Chessa di rimanere. Come vedete sta cambiando strumento, ma anche questo strumento appartiene alla famiglia degli strumenti a mantice, che sono strumenti abbastanza più recenti di altri che abbiamo sentito e che sentiremo, cioè che si sviluppano attorno all'800 e sono cosiddetti strumenti figli dell'epoca industriale. Si sviluppano attraverso vari brevetti in diverse capitali europee. Alla fine dell'Ottocento arrivano in Sardegna e questi strumenti, appunto nati in contesti urbani, si diffondono nelle musiche popolari di gran parte d'Europa. Arrivano molto rapidamente anche in Sardegna e in alcuni casi sostituiscono strumenti o modalità esecutive precedenti, in altri casi le affiancano, ma in ogni caso questi strumenti vengono, appunto, i sardi si appropriano di questi strumenti, sviluppano repertori e tecniche proprie. L'organetto diatonico è oggi lo strumento più diffuso e più utilizzato per accompagnare i balli in tutta l'isola. Totore Chessa proviene da Ergoli, è il maestro dell'organetto, è un riconosciutissimo maestro dell'organetto. Un suo CD pubblicato negli anni 90 fu da modello per un sacco di suonatori delle generazioni successive, insomma, ed è il grande maestro che tutti riconoscono. L'abbiamo sentito in versione di suonatori di fisarmonica che accompagna il ballo portoghese assieme alla chitarra, ma l'organetto è soprattutto uno strumento solista. Ed è appunto finalizzato principalmente a eseguire i balli. Vi dicevo che Totore viene dalla Baronia, da questa regione della Sardegna nord-orientale, e eseguirà un passo do rau zirato a ballutundu, quindi farà un passaggio da un ritmo di danza a un altro ritmo di danza senza soluzione di continuità. Lo lascio all'ascolto, Totore Chessa.
Grazie mille, Totò Chessa. La gente stava iniziando a ballare, qui diventava... Allora, grazie a tutti. Non c'è altra uscita, quindi potete pure tranquillamente passarmi davanti. Sì, grazie ancora. Grazie, Totò. A 100 anni è poco in questo caso, almeno 120 auguriamo. Allora, io vengo su perché il prossimo ospite musicista è Marcello Marras, che è qua al mio fianco. Marcello è un musicista, è un ballerino, ma è anche uno studioso, un ricercatore che si è occupato di musica e di danza in Sardegna. Per noi è interessante anche perché Marcello è nato a Ghilarza, che è un paese ricco di tradizioni musicali molto interessanti per chi si occupa di queste cose. Ghilarza è il centro principale del wheelchair, che è anche l'area di diffusione di uno strumento certamente meno conosciuto rispetto a quelli che abbiamo visto prima, o meglio una famiglia di strumenti che sono le benas. Possiamo considerare le sorelle minori delle launedas, e sono strumenti per lo più in disuso, strumenti molto interessanti che Marcello ha imparato a costruire e a suonare da un vecchio suonatore, e che continua appunto a proporre, per cui ecco, adesso sentiamo una rarità. Marcello ha portato anche gli altri strumenti, ma iniziamo, visto che li ha studiati e li conosce meglio di me, sarà lui stesso a dirci qualcosa. Allora, buonasera a tutti. Niente, le Bena sono un po' un reperto musicale vivente che è sopravvissuto grazie a una frazione di Ghilarza, Azzuri, che oltre ad avere una bellissima chiesa, che ha un bel cappitello, una grande storia, è soprattutto un paese dove c'erano i suonatori di Benas, e io ho imparato da Zantioco Pinna a suonare e a costruire. Il primo passaggio l'ho avuto tramite Dondore, perché sono stato il primo che me le fate conoscere, poi con gli amici di Zuri ho ripreso a suonare. Strumento un po' scorbutico, forse anche per quello, perché ogni tanto basta un po' di umidità e si blocca all'improvviso. Non è un problema di amplificazione, è un problema proprio dell'ancia che si blocca. Molto semplice, usato prevalentemente per i balli, in diverse versioni. Partiamo da questa più semplice, proprio Sabena. 3 fori da una parte, nella parte posteriore un altro foro e un'ancia battente simile a quella della launedda, solo che è raschiata e quindi va via anche la parte impermeabile, e soggetta, quindi è più facilmente soggetta alle variazioni di umidità. Allora, inizio con un pezzettino di danza del mio paese e poi la Vurria Passu.
No, ho detto che ci sono diversi esemplari con diversi accorgimenti. Una è sabena con corru, cioè con un corno. Non ho portato quello con sacrucuriga, cioè con la zucca. Cosa sono? Sono degli amplificatori, praticamente vengono inseriti nella bena normale come quella di prima per dare più volume allo strumento. Oggi invece grazie all'amplificazione non c'è bisogno, ma vi faccio giusto sentire la differenza fra la bena, questa bena senza quindi è proprio un amplificatore naturale. Adesso che siamo in crisi energetica potrebbe essere riutilizzato. Comunque, quindi o la zucca oppure il corno. L'altra variante è Sabenas, cioè 2 canne. Esiste anche la versione a 3 canne che praticamente nessuno suona perché era già un'impresa farne suonare 2 assieme, con 2 canne che fanno diciamo da bordone su note diverse, e l'altra invece che ha una bena normale che viene legata insieme alle altre 2, sempre con le ance uguali all'altra bena, quindi con 2 volte il rischio che le ance si blocchino. Vediamo se va in porto subito. Grazie. Allora, questi strumenti nella tradizione viva delle nostre comunità azzurri sono stati suonati in piazza sino agli anni 60, inizio degli anni 70. Poi dalla piazza sono scomparse, sono diventate ormai solo piccolo repertorio in queste occasioni. Purtroppo i vecchi... Però si apre una parentesi, come spesso capita a questi strumenti, non suonano più nelle piazze, ma suonano spesso nei palchi di festival jazz perché sono diversi musicisti che li suonano, compreso un etnomusicologo musicista, Roberto Catalano, che le ha portate in diversi concerti, soprattutto negli Stati Uniti, perché per un periodo viveva lì. Quindi la vita strana di questi strumenti che prendono sempre altre direzioni. Va bene, devi attento a non farli cadere. A Marcello gli abbiamo chiesto delle rarità, per cui abbiamo sentito diverse varianti di bena e di benas. C'è un altro strumento molto particolare, tipico del wheelchair. In realtà le fonti ottocentesche ci dicono che era diffuso in una fascia che va dal wheelchair, quindi da Ghilarza, sino a Ottana, e in queste 2 comunità in effetti è rimasto. Tecnicamente, intanto è uno strumento in metallo, si chiama fuente. Tecnicamente è un arredo sacro, uno degli oggetti che stavano dentro le chiese di proprietà della parrocchia, ed è il piatto che viene utilizzato durante il Venerdì Santo, durante il rito del Sisclavamentu, nel quale appunto i confratelli mettono in scena la deposizione del Cristo e durante il rito poggiano i chiodi della statua, che vengono tolti dalla statua del Cristo crocifisso su questo piatto. Ancora oggi in diversi paesi di quella comunità, di quella fascia, si è notato a un certo punto che alcuni di questi oggetti erano martellati, rovinati, perché in realtà in quella fascia sappiamo che venivano utilizzati come strumento musicale, cioè venivano percossi con una chiave al ritmo appunto dei balli tipici di quelle aree. Questa cosa è rimasta ancora a Ghilarza e a Ottana. Allora, a Ottana è rimasta
tradizione continua, sino per il carnevale può ancora capitare in piazza di vedere un ballo suonato con Safuente. A Ghilarza si è perso, e si è perso verso la fine dell'Ottocento. Abbiamo delle testimonianze anche scritte, perché l'Angius nel Casalis racconta che ghilarzelli ballano con un piatto sbalzato in ottone e lo percuotono con una chiave, così come per Don Musnova Canales c'è la stessa testimonianza. Quindi si è interrotta. È rimasta nel ricordo degli anziani non Safuente, perché ovviamente era della chiesa, ma di un ballo suonato con un sasartaina, cioè la padella, la pentola per friggere, percorsa con una chiave, che quando non c'erano strumenti il ballo era con la stessa tecnica. L'altra cosa importante è che questo fosse uno dei primi strumenti che non venivano fatti in comunità, cioè nel senso che questo oggetto ovviamente era prodotto fuori dalla Sardegna, prevalentemente in alcune aree della Germania e del Belgio. C'è in Abruzzo, ma quelli che abbiamo in Sardegna prevalentemente sono tutti dalla parte belga e tedesca, quindi piatti che arrivano dal 1400 in poi li troviamo, è un elemosiniere. Se volete poi dopo facciamo anche una quest, possiamo fare anche la quest. Sì, lo facciamo vedere. Marcello ci ha portato un ultimo strumento, anche questo tipico del Guilcera, anche questo pressoché in disuso, molto raro. Ve lo facciamo vedere, ve lo descriviamo e Marcello lo suonerà dopo assieme a un altro musicista che è su Tumbarineddu. E come dice il nome, Eddu è piccolo. È un tamburo molto piccolo, fatto con un pezzo di canna, la sezione un po' più grossa possibile. Una delle due estremità viene chiusa con o intestino di bue o vescica di maiale che viene fatta essiccare e poi si monta lavorandola con l'olio d'oliva soprattutto. Dopodiché è molto semplice, va sempre in compagnia di altri strumenti, si suona col dito e poi con l'altra mano si modula il suono. Però ve lo facciamo sentire dopo. Allora, intanto grazie a Marcello. Io a questo punto sto qui, mi recupero i miei appunti. Allora, prima parlavamo del fatto che gli strumenti a mantice arrivano in Sardegna, in qualche caso sostituiscono strumenti già presenti, come è successo in larga parte per questi strumenti qua, cioè questi ritmi di danza che Marcello ci ha fatto sentire si ballano ancora nel wheelchair, ma appunto questi repertori sono passati all'organetto. Ci sono degli altri casi invece in cui gli strumenti a mantice affiancano modalità esecutive che erano già presenti. Questo è certamente il caso del canto a tenore. Allora, oggi è una giornata dedicata agli strumenti musicali, ma insomma siamo più o meno a metà del nostro programma e abbiamo voluto approfittare della presenza del tenore Murales di Orgosolo, che invito a iniziare a salire qua. Quindi insomma intervalleremo questa sezione di strumenti con la più importante pratica vocale della Sardegna, il canto a tenore, iscritto nelle liste rappresentative del patrimonio immateriale dell'umanità dell'UNESCO, diffuso nella Sardegna centrale. È molto bello qui avere gli amici di Orgosolo, intanto perché loro sono uno dei gruppi più rappresentativi di Orgosolo, che è una delle comunità nel quale il canto è più vivo e il cui stile di canto, cioè questa moda locale, è in assoluto il più apprezzato da tutti i cantori. Il tenore Murales di Orgosolo è composto da Franco Corrias nel ruolo di Boghe, Antonio Musina nel ruolo di Bassu, Giuseppe Corrias contra e Salvatore Musina mesaoche.
eseguiranno in successione alcuni dei canti più rappresentativi dello stile di Orgosolo, quindi Unisterri da Saseria, Savardeina e Salestra, e chiuderanno col ballo cantau. Tenore Murales di Orgosolo, buon ascolto. Efis guerreri e martiri santu, tu e chi a Castello ha salvato da esa peste dolore e pianto. Ti prego a tenore in su canto, chi don umano benza rispettato, dai sostiranno orgullo, roso stanto. Tus amores apague, ti invoco da esa terra de su nuraghe. Martiri santu, Efis guerreri e martiri santu, tu e chi a Castello ha salvato, tu e chi a Castello ha salvato da esa peste dolore hermano e pianto. Oh, e Castello chi tu hermano ha salvato. Oh, e ti prego a tenore in su canto, chi don su mano benzata, rispettato, e da sostiranno roso stanto, e donato tu amore sapaghe, ti prego da esa terra de su nuraghe. Ti prego da esa terra de su nuraghe. In su coro, de su Mediterraneo in su coro, esa sardina nostra piazzata, però mi zadeano sempre in pena, però mi zadeano sempre in pena, pro chi tenzade in sì, non si tesoro, caeste eternamente trascurada, caeste eternamente trascurada, sirinas que pague serena, commenteo ispera, commenteo ispera.
tornare presto un chitto tardo a meriare in su. Pro che tornare presto un chitto tardo a meriare in su un'uraghe su tau e pane bianco vino e frutta e pane bianco vino e frutta. Pane bianco, vino e frutta, a su profumo e su su terrino. Pane bianco, frutta e vino, de su terrina su su profumo, male su terrina su su profumo. Festas a Santiga, Campo de Oro con mezera e spiga, Campo de Oro con madura e spiga. Campo de Oro con madura e spiga, gente viera capilos in coro, da genna genta s'ultima scogliera, da genna genta s'ultima scogliera. A s'ultima scogliera, panorama incanto dessa natura. Ballade contra esa guerra, o gente de su nuraghe, o populo de esa terra, vraiga de las apague, vraiga de las apague, vraiga de las apague. Presumido, si scial de su dinare, ma pedazo sentido de chi ischi di stimare, de chi ischi di stimare, de chi ischi di stimare. Costumo vattugai, de poveros e de ricos, non vada e spaghe mai, si batto di nemico, si batto di nemico, si batto di nemico. Guerra, egoísmo e guerra sa povertade, curse su ver heroísmo, preseremos o refrades, preseremos o refrades, preseremos o refrades. Pede in coro continuo a bele a semizare o a suvrade caino, o a suvrade caino, o a suvrade caino. Ribellia sosinno, spesa ma che buona idea, pro cazzare esa cadrea, a políticos indignos, a políticos indignos, a políticos indignos. Ormeres desinteressus de esas multinacionales, non zucchen a teru pesu, que crees que esos capitales, que crees que esos capitales, que crees que esos capitales. Esa terra, cudor dono naturale, si ricchina esa guerra e balanzan das ormales, e balanzan das ormales, e balanzan das ormales. Insato mo non giochedas, insato mo non giochedas.
giocheras, chi sa tomo non giochera, non fette da armamento, prima chi che li sperdera, su mondo in un momento, su mondo in un momento, su mondo in un momento. A ballare uno ballo tundusano, casa paga di regnare, casa paga di regnare, casa paga di regnare, casa paga. Grazie. Grazie mille, tenore Murales di Orgosolo. Resta qui con me Franco Corrias, che non è solo saoga del tenore, ma che è anche un bravissimo suonatore di armonica a bocca. È anche un grande, direi, in quanto sapete che nel tenore, lo dicevamo ieri, nel cantachitarra non ci sono delle canzoni in cui delle melodie sono abbinate a dei testi fissi, ma saoga è libera di scegliere il testo che vuole interpretare. E Franco aveva anche la grande capacità di scegliere testi che parlano anche del contemporaneo, insomma, perché è una cosa molto bella che apprezziamo. Vi dicevo, Franco suona anche l'armonica a bocca, che è uno strumento che in qualche modo ha una storia simile a quella degli strumenti ammantici, quindi uno strumento che nasce nell'Ottocento, che non nasce in Sardegna, che si diffonde ampiamente a livello popolare, che arriva anche in Sardegna. E mentre gli strumenti ammantici più grandi, con più volume, diventano strumenti professionali, diventano strumenti per accompagnare le danze in piazza durante le feste importanti con un sacco di gente, l'armonica a bocca possiamo considerare uno strumento da taschino, in qualche modo affianca il flauto di canna che sentiremo più tardi, quindi il suonatore lo teneva sempre con sé, magari in contesti un po' più ristretti, nel vicinato, nella via con gli amici, poteva suonare e ancora oggi può suonare i repertori da danza. A Orgosolo l'armonica a bocca si chiama Satrumba e sentiamo su Ballu Dundu di Orgosolo eseguito da Franco Corrias. Buon ascolto.
Grazie. Bello. Grazie mille a Franco Corrias. Allora, restiamo in Barbagia, ci spostiamo da Orgosolo, andiamo a Gavoi, chiamo gli amici di Gavoi a iniziare a venire qui sul palco. Nella maggior parte dei casi gli strumentisti sardi erano e sono dei solisti. Le launeddas, l'organetto, per i balli vengono suonati come strumenti solisti. Ci sono però degli ensemble tradizionali, cioè delle situazioni in cui più strumenti vengono suonati assieme. E Gavoi è interessante per tante ragioni. Gavoi è uno dei paesi della Barbagia in cui c'è un carnevale importante, e i carnevali della Barbagia sono conosciuti soprattutto per i carnevali incentrati attorno alle maschere, Ottana, Mamoiada e così via. Esiste una maschera anche a Gavoi, ma l'elemento centrale del carnevale di Gavoi è la musica, rappresentata da uno strumento che è il tamburo. La giornata più importante del carnevale è il giovedì grasso, su Giobia l'Ardaiola, durante il quale decine di strumenti si riuniscono in piazza. Il fatto che si tratti di tamburi è un aspetto interessante, perché i tamburi sono la classe organologica, la tipologia di strumenti meno diffusa nella tradizione sarda. Abbiamo tantissimi strumenti a fiato, abbiamo strumenti a percussione, abbiamo qualche strumento a corda, ma i tamburi sono i meno diffusi e spesso sono localizzati in un singolo paese. A Gavoi è così, c'è questa tradizione molto importante legata al tamburo. I tamburi vengono costruiti da dei costruttori locali con delle caratteristiche proprio costruttive che li differenziano dai pochi altri tamburi che si trovano in altri paesi dell'isola. E durante il carnevale i tamburi vengono suonati assieme, insomma, da tutte le persone che vogliono portare in piazza il tamburo. In realtà il tamburo a Gavoi è anche appunto uno degli elementi di un ensemble strumentale tradizionale che a Gavoi si chiama sugunzerto. Il tamburo viene accompagnato dal triangolo, da su triangolo, da su bippiolo, che è un flauto di canna, una particolare tipologia di flauto di canna, e da sorgonitto, cioè l'organetto diatonico. Questo concerto, questo ensemble di 4 strumenti esegue i ritmi da danza tipici di quell'area, e quindi oggi ci faranno sentire un breve estratto del su Balludundu e del su Gurre Gurre. Sono pronti il gruppo folk Proloco di Gavoi. Buon ascolto.
Grazie mille a su concerto del gruppo folk Proloco di Cavoi, grazie tante. Allora, torniamo alla chitarra in una versione nuova. La chitarra si diffonde in Sardegna, arrivando dalla penisola iberica, e si diffonde soprattutto come strumento di accompagnamento al canto. Lo abbiamo sentito bene ieri nella gara di canto a chitarra. In realtà la chitarra in Sardegna può essere utilizzata anche come strumento solista per l'accompagnamento della danza. Abbiamo le prime registrazioni che risalgono addirittura agli anni 30, alcuni dischi 78 giri per grammofono già registravano, portano registrazioni di balli eseguiti con la chitarra. E oggi Ignazio Cadeddu, che è qui, che si sta preparando, direi è il principale interprete di balli sardi eseguiti alla chitarra. Quindi si tratta di eseguire musiche che riprendono le strutture, in questo caso le strutture formali, le formule melodiche, le formule ritmiche che provengono dalle launeddas e che vengono riadattate appunto per lo strumento a corda. Ignazio eseguirà una fiudedda. La fiudedda è il ballo che si esegue con una delle tipologie particolari di launeddas. Abbiamo sentito in apertura Andrea Piso che suonava la media e la pipia. Questo è un altro tipo di strumento che ha il suono particolarmente, una sonorità particolarmente brillante, un ballo bello, ritmico, brioso, che si basa però appunto sulle strutture ritmiche del ballo campidanese. Ignazio Cadeddu, buon ascolto.
Grazie mille anche a Ignazio Cadeddu. Allora, stiamo andando verso la conclusione di questo percorso. Io inizio a chiamare Luca Schirru, che è un giovane polistrumentista proveniente da Silius. Luca suona un sacco di strumenti dal suo armamentario. Oggi le abbiamo chiesto di portarne 3. Ve li presento direttamente tutte e 3 e ci farà sentire dei brevi esempi. Uno è il flauto di canna. Noi abbiamo già sentito nell'ensemble di Gavoi su Paiolus una variante di questo strumento in cui in Campidano viene detto sulittu, strumento pastorale, storicamente non è mai stato uno strumento professionale come le launeddas, ma dalle launeddas ha mutuato anche lui le strutture musicali, quindi col susulittu si possono suonare i balli campidanesi riproponendo le frasi ritmiche e melodiche, le nodas che appunto si eseguono con le launeddas. L'altro strumento molto interessante che Luca suona è sadrunfa. Sadrunfa è il nome sardo per lo scacciapensieri, quindi strumento ampiamente diffuso dall'Europa sino all'Asia, ma che in Sardegna ha una tecnica esecutiva e un repertorio specifico che è appunto quello di accompagnamenti alla danza. E poi il terzo strumento è un'altra rarità. Si tratta di uno strumento che in realtà è una coppia di strumenti che sono passati in Sardegna. Qui in sala c'è Roberto Milleddu, che è un amico e collega che insegna etnomusicologia al Conservatorio di Cagliari. Roberto ha ricostruito la storia di questo strumento in Sardegna. È uno strumento che arriva durante la dominazione spagnola, si diffonde ampiamente in tutto l'Ottocento, a un certo punto inizia a cadere in disuso e noi abbiamo un bel documentario girato da Gavino Gabi nel 1953 che filma l'ultimo suonatore di sulitto e tamburino. Si tratta di una coppia di strumenti suonati dallo stesso musicista, cioè il musicista tracolla un piccolo tamburo che percuote con una mano e con l'altra mano suona un flauto particolare, un flauto molto lungo che deve essere suonato solo con 3 dita, perché le altre 2 servono per sostenere lo strumento. Le poche tracce del passato che abbiamo ci riportano le misure di questi strumenti ma anche un po' del repertorio, e Luca ha ripreso questo strumento e sta riniziando a suonarlo e ce lo proporrà, ma inizierà con susulittu. A voi Luca Schirru. Mentre Luca prepara sta truppa, avevamo promesso che vi avremmo fatto sentire su un barineddu
di Marcello Mars, che sta arrivando appunto e accompagnerà il ballo con la trunfa eseguita da Luca Schirru. Grazie mille anche a Luca Schirru. Le musiche che abbiamo sentito fino ad ora sono, diciamo, le musiche tradizionali. E in realtà da diversi decenni ci sono stati vari tentativi di far incontrare queste musiche con altre esperienze musicali. Molti di questi esperimenti in realtà erano esperimenti in cui musicisti con altre formazioni, classica, spesso jazzisti, incontravano i musicisti tradizionali
con progetti nei quali in realtà l'apporto creativo veniva soprattutto dall'altro, cioè il musicista tradizionale veniva invitato a eseguire la sua musica e sopra magari il jazzista ci improvvisava, ci suonava sopra. Ci sono invece esperienze che per me sono più interessanti, cioè quelle dei musicisti tradizionali che hanno piena competenza dei repertori tradizionali e che per interesse personale, curiosità, provano a fare altro, cioè provano a partire dai repertori tradizionali e andare in altre direzioni, proporre delle cose nuove. Sentiremo per chiudere questo concerto 2 di queste esperienze, dal mio punto di vista le più interessanti che abbiamo in Sardegna. Una è quella di Pierpaolo Vacca, che ho visto passare da... Ah no, è qui giù, eccolo qua, che proviene da Ovodda. Suonatore di organetto diatonico, grande maestro e conoscitore dei repertori tradizionali, ma che da alcuni anni appunto porta avanti questo esperimento in cui collega, non so se lo vedete da lì giù, l'organetto ha questo sistema di pedaliere che normalmente si utilizzano per le chitarre elettriche nella musica rock o nella musica sperimentale, e appunto partendo dalle strutture musicali tradizionali Pierpaolo come dire, dà sfogo alla sua, anche il computer, abbiamo le sequenze, ormai è sempre più evoluto. Propone appunto diciamo, questi repertori nei quali si continua a sentire la matrice tradizionale, molti delle sue composizioni continuano ad essere ballabili per esempio, ma insomma vanno in direzioni completamente nuove. C'è un brano molto importante nel repertorio tradizionale della Sardegna centrale che Pierpaolo esegue, che è Suddillu, che a differenza di gran parte delle danze della Sardegna che ha un ritmo ternario, questo ha un ritmo binario, e quindi Pierpaolo partirà da un frammento di un dillu tradizionale per poi appunto muoversi verso territori sconosciuti, insomma non so dove ben ci porterà. Dimmi se c'è da collegare ancora altro. Ok, le cuffie, la cintura di sicurezza, che qua l'armamentario è super complesso. Vi lascio all'ascolto di Pierpaolo Vacca.
Grazie mille anche a Pierpaolo Vacca. Allora, chiudiamo questo concerto che è durato più del previsto, mi scuso con Ottavio per questo, con l'ultimo gruppo che in realtà è un duo, si chiama Fantafolk, è composto da Andrea Pisu alle Leonidas, che abbiamo sentito in apertura, assieme a Vanni Masala all'organetto. Chiedo ai due di iniziare a salire qua. La loro proposta musicale, loro sono due straordinari maestri dei rispettivi strumenti. Vale il discorso che ho fatto prima, entrambi, ripeto, padroneggiano perfettamente i repertori tradizionali e come Pierpaolo provano a partire da quelli per proporre qualcosa di nuovo, di creativo, e lo fanno in maniera diversa rispetto a Pierpaolo. Intanto sono un duo, non utilizzano poi appunto componenti elettroniche, ma si basano sugli strumenti tradizionali che, ripeto, sentirete, sfruttano sino al massimo delle potenzialità di questo strumento, proponendo delle musiche per le quali non potremo, credo, resistere di ballare tutti quanti. Vedo che sono pronti, io intanto vi ringrazio da parte mia, vi saluto qua, scendo giù e chiudiamo veramente con Andrea Pisu, Vanni Masala, Fantafolk. Buona serata a tutti.
Grazie mille.
Grazie. Grazie a tutti, buonanotte. Grazie. Buonanotte.